Spegnete l'aria condizionata. Oh. Wow! Grazie! Già siete toghi! Vai, Giuseppe. Datemi un minuto. Date un minuto a lui che deve guardare. Eso lo fa, Davide. Si fa l'intervento. Siamo anche in diretta. Che in diretta siamo? Diretta Diretta Facebook, è una diretta streaming. YouTube. Una diretta. Si sente, vero? Regolarmente. Ah? Però ci sono un sacco di persone fuori che stanno gozzovigliando. Sarebbe carino. Allora, Io l'ho acceso. avviata la diretta? Sì? Sì, e chi sono? Stefano Bizzotto. E ci siamo tutti, i microfoni, tutto quanto. Tutto quanto. Sì. Possiamo iniziare? Houston. Io prometto al commissario che dirò tutto, ma se mi leva le luci che mi stanno accecando e mi fa vedere Appena appena. No, Scherzavo. è bello della diretta. Questo è meraviglioso, grazie Henry. Così Però ci sono, volevo fare un appello, perché ci sono delle persone fuori che gozzovigliano. Gozzoviglia. Gozzoviglianti di terra, di mare, di Gozzoviglianti. cielo. Magari se sono venuti a sentire il concerto, magari Non sarebbe il credo. caso che venissero dentro, se Siamo le no guide. possono stare fuori a gozzovigliare. No. Che- Anch'io volevo fare un appello del pubblico, non allora è- ci vogliono 2 no, per minuti. loro non è Siete problema. in 5. Però è brutto, è una cosa brutta. No? E vabbè, Vabbè. Magari sentono la musica, sentono che Gozzoviglia. vengono. Intanto io vorrei esprimere un mio desiderio che da molto tempo condivido con Giuseppe e con gli altri nostri amici, quello di cambiare la situazione. Siamo stanchi di vivere in queste città asfissianti come Cagliari, con milioni e milioni di persone, le auto che scorrono, che sfrecciano nel futuro. No? la metropolitana. Noi vorremmo Esatto. cambiare stile di vita. Sì. Vorremmo andarcene lontano. Molto Molto lontano. Molto lontano anche metafisicamente. Metafisicamente E e metà mentalmente. mentalmente, esatto. Esatto. metà un Tipo po' una meno. foresta. Tipo in una foresta. In, ma Bra- è- in Brasile. In Brasile, In senz'altro. Brasile Ma assolutamente. poi posso piantare Una quello che foresta voglio. fatta a mano. O è la casa? No, una No, casa. Una casa. Una foresta con una casa ma la foresta fatta Ma a posso mano piantare mi piace. quello che mi pare o devo seguire il resto? No, puoi anche andare a piedi scalzi. L'importante è che vada a piedi scalzi. Esattamente. Ok, allora va bene. Perché questa mio. è la canzone che meritiamo noi. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu sei. Eu quero morar numa casinha feita a mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita a mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e café bem bonito, lá na sombra do goiaba e do mamão. Sobre a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. Lá no alto a seringueira com capurbo na beira, contemplando uma vista pro mar. Oh, oh, oh. Eu quero morar numa casinha feita a mão, Feita a mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. oh, oh, oh. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser
e andarci per un chão. E vai ter Chueira e cascata no berro do tucano, do canto do sabião. E non voa borboleta a saíra bem faceira, fica espreita na procura do jantar. A abelha nativa fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha uma fuga ou a lenha, é muito para que celebrar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, é andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, é andar de pé no chão. Cuidado do facão, apagar a ilusão do que é bom e o que produz mais. Confiar na natureza sem manchar sua beleza com veneno e outras coisas mais. 18 cachorros pra fazer a festa bem logo aqui se eu chegar. Se não se molesta, corte com firmeza aquilo que a terra nos dá. Eu sei, Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, é andar de pé no chão. Pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, Feita a mão. numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, é andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, é andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, é andar de pé no chão. E sempre Luigi. È così. Grazie. Grazie. Gentile pubblico, grazie. E niente, dal Brasile però cosa succede se ce ne andiamo in Brasile in una casina fatta a mano, una ci viene voglia di andare in Messico e a soprattutto cantare- ci viene voglia di tornare. di tornare, è vero. Dobbiamo tornare, Tornare. volver. Anche volver. È l'amore. Ma magari se riuscisse il pubblico a fare un coretto. Non lo so, è ancora troppo freddo. No, però è facilissimo. Vabbè, se è troppo freddo, il chiudiamo corretto il è volver, condizionatore. non è che... Invece, posso avere la fisarmonica appena più alta? Puro. Eh? Ah, grazie. No, a me però, no, a loro meglio che non la sentono, io la devo sentire. Prendi nota, Luigi. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura sin querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó
otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace como 5 minutos, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. ¡Ay, mi coro! Y volver, volver, volver. ¡Ay, mi gato lindísimo! La guitarrita ahora, sí. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Grazie. Stefano Sibiriu. Grazie mille. Che fischio, eh? Fischietto, succede ogni fischio. tanto. Fischia, fischia, fischia. Un fischio Il che... mio Ottorino sarà grato. O Torino O Torino. o Milano, cioè, Esatto. c'è Torino. poco da stare lì a discutere. Va bene, passiamo alle cose serie adesso. Beh, seria era anche prima. Era, Perché si parla prima non era sempre seria. d'amore. Hai ragione. Ma scusi, questa Andiamo già Questo è sull'esplicito. sminuire Cioè, dopo un l'amore amore artistico. platonico adesso ci sono proprio delle richieste erotiche. La prima è baciami, poi andremo in espansione, capito? Esatto. Mandate Poi a letto i toccami, bambini, per insomma, favore. andiamo. però viene da Prever, non da... E prevedere è meglio che curare. Che- È meglio che Esatto. Vabbè, oggi siamo Meglio che proprio curare. intellettuali. Inizia. Fischio? Era in un quartiere della Ville Lumière dove fa sempre buio, dove non c'è mai luce. E inverno come estate lì fa sempre inverno. Lei era sulle scale, lui accanto a lei e lei accanto a lui. Era notte. C'era odore di zolfo perché nel pomeriggio avevano ucciso le cimici. E lei diceva a lui: fa buio qui, non c'è mai aria, è inverno come estate. Vai Luigi. È inverno come estate, qui fa sempre inverno. Il sole del buon Dio non brilla qui da noi, ha fin troppo da fare nei quartieri dei ricchi. Stringimi fra le braccia, baciami, baciami a lungo, baciami. Più tardi sarà troppo tardi, la nostra vita è ora. Qui si muore di tutto, dal caldo, dal freddo, si gela, si soffoca, non c'è mai aria.
Se tu smettessi di baciarmi, credo che ne morirei soffocata. Ho 15 anni, hai 15 anni, noi ne abbiamo 30. A 30 anni non sei più ragazzi. Siamo pure in età di lavorare. Avremo pure il diritto di baciarci. Più tardi sarà troppo tardi. La nostra vita è ora. Baciami. 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 Baciami, baciami, baciami. Baciami, 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 baciami. Via, via. Vieni via con me. Entra in quest'amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Grazie. Thank you, so. Thank you very much. E da Prever andiamo a Pablo Neruda. Perché Cioè, non so se mi spiego. Sapete, siamo solo intellettuali. Pablo. noi C'è siamo cultura a casse. cultura A casse. a Dove casse. sono dove sono le casse? a casse. A casse. A cassa. Questo da un guinoide. Un sonetto che si intitola, cioè come capita in molti casi in cui non c'è titolo, con il primo verso: Si muero sopravviveme. Nonostante il Scusa? titolo allegro. Sentito qualcuno diceva qualcosa da dire? No? Ok, tutto a posto. Se non vi piace Neruda, Una voce nell'oscurità che ha parlato, chi era? Esatto. No, mi sembrava di aver sentito qualcosa. Invece se muoio sopravvivi, se muero sopravviveme. Si muero sopravviveme. Però diciamolo, che la poesia è di Neruda, ma La musica è di Valentina Macis e Marco Magia. Marco Magia. chi- Marco Magia. Marco Magia è lui. È lui. Valentina Macis e lui. Io No. sono Valentina Macis. No, che sei matto? Io sono stato sposato con Valentina. È vero, perché non sono un Ha bel un po' di ragazzo? barbetta, ma sono un bel ragazzo. ci sono No. delle lozioni che fanno miracoli adesso. No, Non essere di vedute ristrette. va bene. Sì, politicamente corretto. Sì, sì, sono infatti. No, a parte gli scherzi, la poesia è molto bella. Se muoio, sopravvivimi con tanta forza pura che tu risvegli la furia del pallido e del freddo. Da sud a sud alza i tuoi occhi indelebili. Da sole a sole suoni la tua bocca di chitarra. Non voglio che vacillino il tuo riso né i tuoi passi. Non voglio che muoia la mia eredità di gioia. Non bussare al mio petto, sono assente. Vivi nella mia assenza come in una casa. Si muero sobrevíveme con tanta fuerza pura que despiertes la furia del pálido y del frío. De sur a sur levanta tus ojos indelebles. De sol a sol que suene tu boca de guitarra. No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos. No quiero que se muera mi herencia de alegría. No llames a mi pecho, estoy ausente. Vive en mi ausencia como en una casa. Es una casa tan grande. La ausencia que pasarás en ella
a través de los muros y colgará los cuadros en el aire. Es una casa tan transparente, la ausencia, que yo sin vida deberé vivir, y si sufres me moriré otra vez. È una casa così grande l'assenza che entrerai in essa attraverso i muri e appenderai i quadri nell'aria. È una casa così trasparente l'assenza che senza vita io ti vedrò vivere, e se soffri, amore mio, io nuovamente morirò. Es una casa tan transparente, la ausencia, que yo sin vida deberé vivir, y si sufres mi amor me moriré otra vez. Grazie. Grazie. Adesso inizia il reparto sociologico-culturale, Politico. rivendicativo, certo. sociale e anche gastronomico. E anche Scusate, altrui. volevo dire, la poesia E non era gastronomico. granché, ma la musica... Altrui, lo dice anche il Lollo. Lo dice Lo anche il dice Lollo. anche il Lollo, quando bisogna organizzare delle cose per Chi è? la pace nel mondo, il Lollo. Il Lollo. Chi è? Ah, Lollo Brigida. Il Lollo. E io Ah, che per fare la pace del mondo basta organizzare Mangiare. delle cene e dei pranzi fatti e molto infatti, bene, e infatti questa canzone proprio di Parla di questo quello. parla. Esatto. Proprio di questo. proprio di- Questa canzone ha una storia molto particolare, perché noi siamo un gruppo di ricerca, lo sapete, vero? Cioè, Sì, no, Ricercati per- dalla ricercati polizia di un ricerca domani. Siamo in generale. ricercati. Per esempio delle Bravo, chiavi di bravissimo. casa, è una cosa... presto. Stiamo sempre cercando Infatti il qualcosa. nostro santo di riferimento è Antonio, Sant'Antonio di Scoda per Piazza, no? Esatto, esatto. E questa canzone noi abbiamo scoperto che in realtà non è una canzone americana come tutti quanti credono, hanno sempre pensato. ingenuamente. Bugie, sono bugie. sono- Assolutamente. Ridiamo sopra. Ah, ah. Ah, 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 ah. Facciamo... Vedi, io rido. Sì. ah, ah. No, questa è una canzone che proviene dalla Sardegna, Ti dalle dirò che è nata campagne, proprio nelle campagne di Pirri. nelle campagne di Pirri. Certo, certo. Una domenica credo che fosse, giorno di certo. spuntino. No, allora, perché dobbiamo dire una cosa. Allora, questo meraviglioso teatro è il teatro che è stato creato e qui prima c'era la cantina dove si producevano vini, dove si facevano Buia. una Dove cantina noi, buia. sì, e respiravano dove si- allora, pianissimo, come lo e un ricordo. giorno i nonni delle sorelle Saddi hanno deciso di fare uno spuntino. Da cui è nato il Da il cui è pezzo. nata Poi da lì questa agli Stati canzone. Uniti è un attimo. Lollo Brigida non ha scoperto niente. Basta la Benny a Pirri e si faceva Esatto. tutto quello che dovevano fare. Per cui questa è
Boni, 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 purus e stangioni, manca sia cavoni coppa. Melingoli lissa, piscata bella fresca, schilonata in domu de gomai. Manca sia state su, un'ora e mezzo, circa del sinno al sole va pai. Ecco c'è. Non ci deve. Benino! Beni lui. Se va pe, Si arriva. Non è più. Manco Deo. Siamo Noi. appunau in Boni, 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 purus e stangioni, manca sia cavoni coppa. Melingoli lissa, piscata bella fresca, schironata in domu de gomai. Manca sia state su, un'ora e mezzo, circa del sinno al sole va pai. Agappa. Ecco c'è. Non ci deve. Benino! Beni lui. Se va Si pe, arriva. Non è più. Manco Deo. E lui sei. Siamo in noi. appunau in Jolen, Jolen, Jolen. Rolling, 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 go pai. Go coppa. Ecco qua. Questo è lo spuntino meraviglioso. Grazie. Ma le nostre ricerche non finiscono qui. No. Abbiamo scoperto, infatti, in perlustrazione nella famosissima reggia nuragica di Monte Urpinu. Questa è la posizione meditativa. Esatto. appendicizzata. Sì. E abbiamo litigato molto con l'ex assessore Chessa, che se ne voleva accaparrare e farla cartonata nel suo Non ufficio. ce l'abbiamo. Abbiamo recuperato un documento storico eccezionale, scritto in una lingua incomprensibile Ai più. ai più, ma almeno ci siamo noi che l'abbiamo capita, decifrata, abbiamo capito addirittura che c'erano delle note che potevano essere suonate. È scritta in un protosardo incomprensibile e ci ha portato a capire che era il testamento di Amsicora. Ora, in realtà la cosa richiederebbe una maschera, dei costumi, ma questi ancora non li abbiamo trovati. Ma è sacra, eh? Moco, chi so a tulete, acante morgiu, Cante morgio. somo trillando e scheruita di nunca. Annai chi se la vive questo mondo, chi scrier assumeusu ammantamento. Hey, 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 E mando ormosu sia gastiatori suzzutisi e zazzicco in un momento Venere mi stracca bivi a palemento Sadama chi anchi vadete
un arrori. Satama chianchi vadete un arrori. Belle mi stracca bevi a pala e vento. Sono un bronzetto. Non confondete le consonanti. Bronzetto. L'arciere. Il pugilatore. Il pugilatore mancino. Il guerriero con scudo. Guerriero con scudo sotto la pioggia. Il suonatore di Launeddas, La madre terra. La madre terra fluida. Rombo di tuono Luigi Riva dalle Giuno 1989-70. Sempre sia lodato! Luigi, basta! Luigi! Luigi! È finita! Vabbè! La musica strada dura un casino. Vabbè, però... Noi l'abbiamo appreso perché era un medico, pensavamo fosse una persona seria, capito? Invece no, non è Cioè, vero. non sembro serio. Che poi no, in realtà l'abbiamo preso perché ci ha detto sono Luigi Lai. Posso Esatto. vedere? Ha detto cavolo, Pensavamo Luigi fosse Lai. l'aunedista. L'aunedista. Ci ha fatto il pacco, capito? E invece no, era... Qua che vabbè. ti faccio un elettrocardiogramma ci metto niente. Cioè, boh. Comunque, Certo. questo è dal testamento di Amsicora. Ma la nostra ricerca non finisce qui. No. Ci siamo respinti sino alle piccole e grandi comunità sarde sparse per il mondo. Ce n'era una in particolare nel Brasile del Nord, a São Luís do Maranhão, Sì, Marignao. che già a dirlo è una bellezza, São Luís do Maranhão, no? È bello. E lì c'era una vivenda, si dice in portoghese, un palazzo, un condominio, abitato praticamente da sardi, interamente abitato da sardi. E come si usava in Sardegna, le riunioni condominiali erano un po' come le messe spirituali in Nord America, non erano cantate. Iniziavano tranquille, no, con il solito appello così, e finivano cantate. Anche di questo brano è stato fatto scempio, se ne sono impossessati alcuni cosiddetti musicisti brasiliani, che ne so, Jobim, Vinícius de Moraes, no? Facendo finta che fosse loro, però in realtà nasce da un condominio di São Luís di Maranhão abitato totalmente da sardi. E inizia ce l'abbiamo, noi abbiamo trovato per fortuna il verbal della riunione condominiale, ok? Bau, Perra, Quintu, Pirinu, Uras, Toco, Marcialice, Bandinu. Coco deia, spiga o ballò, marongiu con fois, pani farris fassò. E pilloni di campus, mura, erdas, manera. E dai, e Serra, Pitaluga, Carreras, E la lai di Liberto, rombi casu, valera. Gollo, Salis, Brundo, Conca, Sulis, Herrera. Ezzo che dubodana, virdis pilistrazera. Monica con fa di Vargiu congera. Angio Spira Meloni, Carcangio Barrera, dell'Italia con Rice, Marci con Busonera. E Ves e Cao, Canta Martis Verdera, Mossalino Frigao, Mugia Farci Barrera. Muras aviso seu, Borgomacci spittau, Borgomacci
so puzzo, tudo cabras de pau. E fode duo mozzo, e figus firino, e rosas de sogus, marcialis bandino. Sadiagus de martis, faz canas e bau, caso que sa delija, murgia lampis madau. Sadiagus de martis, faz canas e bau, caso que sa delija, murgia lampis madau. E pes, e cao, canta martis perdera, mostallino frigao, murgia farci barrera. Las aves o seu, orgo macho hospital, porco medi so puzzo, trudo cabras de pau. Sadiagus de martis, faz canas e bau, caso que sa delija, murgia lampis madau. Sadiagus de martis, faz canas e bau, caso que sa delija, murgia lampis madau. Ehi, perra! Cintu, Pirino, Ora Tocco, Marcialis, Bambino. Sadiagus de martis, faz canas e bau, caso que sa delija, murgia lampis madau. Sadiagus de martis, faz canas e bau, caso que sa delija, murgia lampis madau. Parubabu, martis, faz canas e bau, parubabu, Sibiriu non c'è Sadiagus de martis, No, bene di Sibiriu. Ci ho lì sa circonvenzione di incapacci noi. Marcialis, Madau. Marcialis, Madau. Grazie. Bravi loro i condomini. No, noi abbiamo solo Grazie. recuperato. L'autore dei cognomi è Marco Magia. L'autore dei cognomi e l'elenco telefonico. La collaborazione dell'elenco telefonico. No, almeno non vuole i diritti SIAE. Non vuole diritti insieme, ma voleva quelli sì. Quelli sì. SIP. I SIP. E ora siamo nel momento clou. Clou. Siccome noi siamo entusiasti di questa bellissima cittadina, questo bellissimo paese che ci ospita di tanto in tanto La città metropolitana. e che fa parte della città metropolitana di Cagliari, ma ha una sua identità Assolutamente. assolutamente pirrese. E quindi il prossimo brano è un brano, si capisce dal titolo, Un amore nato a Pirri, che abbiamo composto appositamente per questa bellissima cittadina, ripeto. Certo, certo. Siete liberi di commuovervi. niente, no. Vi potete commuovere senza pertanto si Prendetevi i commuovono tutti. fazzoletti perché è veramente commovente. Oh, tenendo conto che potete anche cantare con noi. Fai sentire un po'. Tanto la conoscete, no? Il brano. No, no. È un Vabbè. brano che So che potete farcela. gli elementi hanno composto per Pirri. Esatto. Su commissione. Esatto. Sotto il cielo, nembi e cirri, non c'è il sole che risplende, né il tramonto che discende, è un amore nato a Pirri, non si compra e non si vende, non c'è pathos, non c'è rima, 100 lacrime di verso, Pirri è tutto l'universo. Lei lo chiama di nascosto, lui risponde un po' ansimando, lei è strada, lui passante, lei vicina, lui distante, con le paste, il buon odore, lo trascina la sua cuccia, mentre batte forte il cuore nella casa di Mariuccia. Piano piano lei lo ammalia, lui le dice tu sei mia,
volano per Piazza Italia ad amarsi in vetreria. Tanto rapido è l'istante, tutto vola verso l'ora. In via Riva Villa Santa si ritroveranno ancora. Sotto il cielo nembi e cirri, lei guaisce, lui l'annusa. Dei due musi lei la musa, è un amore nato a Pirri. Sotto il cielo nembi e cirri, lei guaisce, lui l'annusa. Dei due musi lei la musa, È un amore nato a Pirri. Grazie Pirri! Niente Pirri. Siete Centro fantastici! dell'universo. Il coro era meraviglioso, mi sono commosso anche io. Va bene. Proseguiamo con il romanticismo sparato. Assolutamente. Esatto. Sì. Sparato a Spariamoci, salve, per fortuna. spariamoci Sparato a di salve. romanticismo. Quiero la luz del sol, también quiero la luz del cielo en el mar. Quiero más sin fin, para no tener nunca que terminar. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento. ¿Quién me quiero amar? Amará también lo peor de mí con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón. Mis pies sigue bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció. Necesito amar, quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar, ser la flor che se dà solo compassione. Se torna il sole, se discende la sera, se la notte ha un sapore di notti future, se un pomeriggio di pioggia sembra tornare da tempi troppo amati e mai avuti del tutto, io non sono più felice né di goderne né di soffrirne. Non sento più davanti a me tutta la vita. Per essere poeti bisogna avere molto tempo, ore e ore di solitudine. Sono il solo modo perché si formi qualcosa che è forza, abbandono, vizio, libertà, per dare stile al caos.
E io di tempo ormai ne ho poco, per colpa della morte che viene avanti al tramonto della gioventù, ma anche per colpa di questo nostro mondo umano che ai poveri toglie il pane e ai poeti la pace. Necesito amar, quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar, ser la flor que se da solo compasión. Grazie. Concia Wicca. E Pierpaolo Pasolini, mischiati insieme, così. Tanto bisticciano e non bisticciano. No. Vanno d'accordo. No, uno è morto, l'altro è viva, per cui vabbè. Va bene, adesso andiamo lontano. Facciamo sette passi. sette Facciamo passi. sette passi, esatto. Sette passi, che è il titolo del brano composto da Luigi, che verrà preceduto da una poesia dello stesso Luigi, quindi accompagnato invece da una poesia di Giuseppe. E niente. Intermezzo Con la musica di Stefano. Insomma, è una Un composizione purpurition, corale. proprio. L'unico che non ha fatto un cavolo in questo sono io. Esatto. E infatti è venuto bene il pezzo. Sì, Cioè, infatti è particolarmente interessante per quello. la poesia in realtà dipende dal fatto che una volta una collega tanto dice: ma tu non gli regali niente per San Valentino alla tua compagna? Io dicevo: di San Valentino a me non me ne frega nulla. Noi ci... Della tua compagna sì, però. Esatto, infatti. È uscita questa poesia che meglio si chiama... specificare brutto queste perché cose non sta mai. Esatto, sembrerebbe che non te ne fregasse Sembra niente, di ma no, quella poi- fidanzata più- Sì, questa poesia si chiama Non San Valentino. Fa così: luminosa di corolla, tremante di tepore dell'alba, triste di trina di ghiaccio, che sa del disgelo ed è già torrente, fresca d'acqua termale che limpida è stata vicino al primordiale calore, solitaria di stella doppia, sistema stupore di interi universi. Ogni giorno celebro le tue braccia e le mie e le labbra che scambiano inesprimibili segni pensati dal cuore dell'uno. Che questo noi siamo, amore dell'alba, le due parti dell'incanto dell'uno. Insieme la tessera di lapislazzulo che ha sammineato un raggio sfuggito al tramonto di svela e che per un attimo, immersa nel canto monodico, avverte l'intero mosaico. E quell'attimo è sempre. Persino ora che la verità resta nascosta lungo i sentieri che costeggiano il fiume, anche un singolo pensiero rivolto al futuro è luce.
lontano squillano parole simili al ruggito della belva divoratrice. Portano il ricordo della paura, annunciano l'avvento della miseria, la fine di qualsiasi sogno. E per quanto lontano si possa fuggire, quei ruggiti arrivano sin qui. E io non voglio più sentirli, non voglio più temerli, non voglio più sapere, non voglio più sapere di villaggi abbandonati, di gente ammazzata, di bambini lasciati a morire nella terra. Io non voglio neanche più sapere di chi è la colpa. Ora non è più tempo di rassegnazione. Fino a che ci sarà il tempo, ci sarà un angolo di terra dove scorrerà l'acqua e crescerà il raccolto. E noi vivremo in pace. Ecco dov'è che dobbiamo andare. Grazie. Grazie. Passiamo adesso a un pezzo il cui Bisogna stare testo molto- esatto. è molto difficile da capire. Moltissimo. Ci scusiamo, è proprio Scusiamo, un testo, non ci ricordiamo mai le parole, è un però- testo ermetico, ci proviamo lo stesso. chiusura sigillata. Cioè, Concentrati. nel senso che allora, che io Ma no. per imparare questo brano ho studiato almeno 7 mesi. E ancora non lo ricordo E a ancora memoria. non lo ricordo a memoria, è difficilissimo. Comunque, siccome ognuno ha la sua interpretazione, magari voi ci spiegate e poi facciamo un po' Piccolo dibattito. Esatto, un dibattito, ci spiegate la vostra E poi è interpretazione. anche interessante capire quante P ci sono in questo Sì, brano. esatto, sì. Sì. Siamo? Quando volete? Senti che bell'accordo. Dai. Ma è meraviglioso. Che cos'è questo? Che accordo è? Un La minore. La minore. Poi crescerà, diventerà anche maggiore. Maggiore, ok. Via. Questo vibrato è fantastico. Io, quando fai il vibrato così mi emoziono. Vabbè. Balla. Pa 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 pri pa 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 re pa 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 pu pe pe ra pa 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 pe re pa pa pe re pa pe pa 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 pri po pa po pa pa pri po pa po pa pri o po pe pe ra pa 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 pe re pa pa pe re pa ra ba pa 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 pri pa 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 re pe pa 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 po pre pe ra pa 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 pe re pa pa pe re pa pe pa 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 pri po pa po pri pa pa pri pa pa pri pa pa pro pe pe ra pa 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 pe re pa pa pe re pa ra ba pa pra ra pa 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 pri pa 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 pri pa 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 pri pa vibrato fantastico pa 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 pri pa 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 re pe
rapapapo, pepe, rapapapapapere, papapere, papepa. Papapapapapri, papo, paprio, pepe, rapapapapapere, papapere, parabon. Papapapapapra, rapapapa. Papapapapapri, papapapara, pepe, papapapepa. Stefano Sibiniu. Gracias, Sasa. Gracias. I begli elementi non si occupano solo di ricerca storica, ma anche di cronaca. Siamo attenti a qualsiasi avvenimento possa sconvolgere la nostra quotidianità. Sì, per esempio, ultimamente, Anche la loro quotidianità. anche la Solo vostra nostra. quotidianità. Sì, Lo soprattutto sape- la vostra. Voi sapete che cosa è capitato? Non lo Sì o no? sapete? Sì o no? No. No, non lo so. È capitato che un capitano che portava ha capotato. Sì. No, non c'è da ridere, è una cosa No. È drammatica. una cosa tragica. È seria, è una cosa Un seria. capitano Capotato stava quella ride, portando, ha capotato. Fortunatamente non a tutti i capitani capita di carità. capotare. Ah, Però è capitato un capitano che portava. Dunque, un capitano che pota può capotare. Però un capitano capotato non può più portare. Peccato. Peccato. sì. Che cosa è capitato? Che un capitano che portava è capotato. E come è capitato? Che un capitano che portava capota. Così. Oh, Capito. Che impressione! Ma allora è un capitone? No. Un capitano fa cosa? Capitano d'aviazione, mica un capitone. Il corpo. L'hanno trovato. È il capitano che portava capotato. Sì. Decapitato.
capitano, se continuavi come i tuoi avi, potavi. Potevi. Se volevi. Non volavi. Non capotavi. E soprattutto, cosa ancora più importante per un cadavere di capitano morto di morte violenta, pur senza sua colpa alcuna, Azzo. non ti decapitavi così. La testa! L'ho ritrovato. Del capitano che portava chiappota. Sì, ma nel piatto soleggiato. Al corpo inanimato la testa hanno incollato. Poi l'hanno imbalsamato. Commemorato. Sotterrato. È nominato Maggio. maggiore. Su Baballotti, non puoi camminare, perché non tieni, poi la manca, marijuana de fumare. Su Baballotti, già non puoi camminare, perché non tieni, poi la manca, marijuana de fumare. Altro furto ai danni della Sardegna, certo. la canzone su Baballotti. Il famoso brano su Baballotti è diventato la cucaraccia, ma gentaglia. Aspetta, su Baballotti. Anche peggiorati. Esatto. L'archetto, Aia. ancora l'archetto. Anche le freccette. Magari se mi dai anche le freccette. Dolore. Enrico, me le presi le freccette che hai tu? Bene. Facciamo un'altra composizione autoctona Niente, questa nostra. Oh, brano è sto fantastico. parlando. Scusa, no, stavo leggendo. E tu, appunto, leggi a voce. capito. Leggi a me. Cioè, È maleducato. Noi ci proviamo. cioè, Sta parlando. Inopportuno, sono inopportuno. No, No, un po' maleducato, inopportuno no, in fondo. allora, Senti, ma il Cagliari cosa fa? 1-1. dunque, stavo dicendo che è un'altra nostra composizione autoctona. Cioè, la musica è del maestro Luigi Lai e le parole sono mie. Del maestro Giuseppe Boi. Esatto. Maestro no, semmai bidello. Voi ridete, ma lui ha fatto veramente il bidello. Il bidello. Chi io? Tu. Ah, è vero, in un In un film era bidello, io l'ho visto. E non lo sa, neanche Treo la la fatto il Babbo- bidello non lo sa. Nel ma film non è Treo la serio. Babbo era bidello, È Giuseppe. vero. Ma boh. Esplode come lacrima di un tempo, ma non è lacrima, anzi sorride, riempie il petto, la pancia, così come fa il dolore, ma non capisco né quel che dice né cosa vuole. Il fatto è che non la conosco bene. Ha il sapore di un qualcosa a cui da sempre ho negato ogni accesso. Qualcosa che ho avvertito da sempre con una specie di dispetto, quasi rifiutata, eppure allo stesso tempo più che desiderata, agognata direi, da sempre. La sento dentro, non ha un vero motivo. Non c'è nessuna follia, nessuna giustificazione, eppure esplode. La sento dentro,
sembra gioia, sono contento. Grazie. Grazie. Bene, Bene. ci stiamo avviando verso la chiusura, giusto? Però prima di chiudere vorremmo provare a risolvere i problemi dei conflitti internazionali e del pericolo di guerra nel mondo Sì, attraverso la musica. sì, C'è poco tempo, ma dovremmo... È ora di finirla con la guerra fredda. sì. Reagan e Andropov devono mettersi d'accordo. Sì, decisamente. Non era Gorbaciov. No, era Andropov. Andropov, era Andropov. Andropov. E basta con questo. Noi abbiamo pensato di prendere la musica, usando come fil rouge la Sardegna, la musica sarda, la nostra musica che, come si sa, è una musica che aiuta a conciliare le parti. Quali parti? L'Unione Sovietica con gli Stati Uniti, no? E quindi prendere la musica sovietica, passare a quella yankee e fonderla in una musica che è più Nostra. Von der Leyen, proprio. Von der Leyen, Von der Leyen, sì. è più Von der Leyen. Comunque Tu dici è che è più Von un der Leyen. esperimento molto profondo. Vediamo. Abbiamo scavato per me. Concentrazione. Sì, Concentrati. concentrazione. Concentrati. Battaglione. Questa è la parte russa. Su Gonti, su Baroni e Sautista, fonti do tu sardi, anche su Bardeipa. Cameriere! Scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, dobbiamo consumare. Ci passerà una bella picciocchetta. La la la, Si furia attacchi cani si incavena. la la la, Quando dalla stai, questa è la mia. la la la, Perché l'ho vista io prima di te. Dobrovnia, Raskolnikovnaya, Tolstoi Andie, Oh Giuseppe! It's americano. Ci sta americano! It's americano. no, sul A contesto. good friend of mine Oh yeah. is walking slowly on the road. A good friend of mine
around. Non negare nessuna sigaretta. O dacci il piombo a tutti e tre. Oh yeah, Giovanni Cola. I do laugh and die, I can't do qualify. Baby, whiskey, beer, and Johnny Cola. I do laugh and die, I can't do qualify. Sing it, love I. Sempre con un russo per la bocca chiusa. Arriva a mezzodì, ore va fai. Mi raccomando, qui puntuali alle 3. Pani con mortadella se ci intesti, oppure tu, pane scuro e viva il re. Su Conte su barone antibrigau, si punti scutto buona sera che dà. il Ma sanarà. perché? E il conte Perché tu appartieni solo a me. Whisky, birra e Johnny Cola, tu la sandaghi di tu bori fai. Oh yeah. Whisky, birra e Johnny Cola, tu la sandaghi di tu bori fai. Su Gondi, su Barone Sautista, puntino tu sa di, anche su bar de Iba. Ciao. Giuseppe Boi, Marco No, la Magia. presentazione la facciamo bene. In No, musica. no, la facciamo bene. facciamo bene. Facciamola Vabbè, bene. facciamola Come è bene. molto normale ci presentiamo alla fine canto già dal Roccio del Debito, no? Non ne potete più e vi diamo ulteriori informazioni sulle nostre vite di cui non ve ne frega assolutamente niente, ma va bene. Vabbè, senza entrare in particolari troppo Senza entrare in particolari Intimi. dettagli erotici. esigenti e basta. Tipo quando hai cambiato così. le mutande, no? Quello- Cioè, vi faccio un'introduzione da milonga. Dai, Questo da brano solo. noi abbiamo molta fantasia, come il ritmo è una milonga, è la nostra presentazione e l'abbiamo intitolata Milonga. I nostri cani si chiamano cane e i gatti gatto. E qui comincio a cantare all'imitar della noce, cajone senza i voce, ma accompagnano all'intonar canzoni che a risuonar raccontano con ardore i sogni, l'armi, l'onore, persi lungo la via. Stefano, il nostro amico qui che ci sia, il miglior amico che ci sia, è il cantante dell'amore, anche se lui non vuole. No, è vero, Stefano Sibiriu. Dove sei? Il passero va al suo nido, fa la lepre alla sua tana e per quanto si allontana lo trova al ritornar. Il poeta va a giro vagar per mondo ignoto arcano che si riempie piano piano di versi sparsi al suolo. Giuseppe si alza in volo per planare sul divano. Giuseppe Boi.
In questi tempi strani, in cui tutto sembra girare al contrario, in questi tempi oscuri, in cui appare chiaro soltanto quanto sia necessario aggrapparsi a qualche cosa di sicuro per mantenersi a galla, io me ne sto tutto il giorno sdraiato sul divano come se niente fosse, senza proprio per non capire cos'è tutto questo casino che gira intorno, e la mia volontà ormai si è addivanata Senza rimedio. del tuo corazon vagabondo, insegue il ritmo perplesso, però ti accompagna lo stesso con le stelle che ballano in tondo. Un piano, se non mi confondo, suonava già nell'800. Ora soffia al suo mantice il vento e gioca alla vecchia partita. Suona Luigi e la vita risponde col suo commento. Dr. Luigi Lai. Calori e accordi si mischiano con il canto, le voci bianche d'incanto portano nuovi ricordi che cantano tra bassi sordi di una chitarra scordata. 7 anni nel Rio della Plata, 40 tra nuraghi e sole, Marco tra gesti e parole canta la sua serenata. Marco Magia! Anche ciò! No, mamma, lo sai chi c'è? È arrivato il merendero, è arrivato col sombrero, è arrivato, eccolo qua. Mamma, lo sai chi c'è? È arrivato il dingondero, è arrivato col sombrero, è arrivato, eccolo qua, è il dingondero. La luce mostra il colore, la stella insegna la via, le note dell'armonia abbracciano con calore i mesi, gli anni, le ore, persi 1000 momenti in tutte le cose che senti, nei meandri della sorte, un abbraccio caldo e forte Da noi Grazie. Grazie Enrico, Giuseppe grazie Volta, Casal, Magia, Luigi Lai, Stefano Grazie. Cividini. Grazie Sabbi Grazie a Sisters. Grazie a Enrico, Pirri. grazie a Davide, grazie a Stefano, grazie a Casalsati per tutto. Grazie a noi, grazie al pubblico. Grazie. Siete stati meravigliosi, grazie! Non sembravate neanche in 4, ma molti di più, è incredibile. Sembravate 6 o 7, no? Almeno 7-8. Bene. Dobbiamo salutarle con un inchino. Certo, ma ci dobbiamo anche rassegnare a... Oh, non ci hanno chiesto niente. Cosa volete? Al bis vogliono? Ci rassegniamo? Il bis volete? Allora ci rassegniamo. A voce natura. Sì.
vedere che può essere non è la rassegnazione con una sinistra causa misteriosa, quella che non lascia le belle cose come se una rosa perdesse i suoi petali davanti agli occhi e si tingerasse la visione del mondo che si intorno fisico e della realtà. E la rassegnazione cosa ci vuoi fare? Devi rassegnarti, la cosa è così, e se non ti rassegni niente cambierà, e perciò rassegnati che rassegnarti era sempre tutto nello stesso stato che più si assomiglia, allora non ti ha messo i suoi petali, ti aspetta l'altro, perché per il tempo quando è primavera. Sappi faccia niente, quegli ammirati guardoni che dopo con rassegnazione lasciarono marcire, che cosa parlassi come i propri occhi non vedono il mondo, cosa delle lacrime che le emozioni della rassegnazione tornano alla terra, che poi poco a poco a causa della sabbia che si va formando e che riempie tutto. Il brutto giorno in una primavera non ci sono fiori nella prateria, è solo un deserto di sale ma morto di pesce da piani di desolazione. Grazie.